Questo è un esercizio di respirazione molto semplice. È una cosa che faccio ogni mattina prima di fare ogni qualsiasi cosa. Guardare il cellulare, andare a vedere le email. Questo è un esercizio che, se soffri di dolori persistenti o sintomi persistenti, puoi fare. È gratis. Però c'è qualcosa che ti ferma da fare questi esercizi. Sono i tuoi pensieri. E noterai infatti che quello che ti sta limitando nel migliorare un dolore persistente, cronico, mal di schiena, cervicale, mal di testa, è il modo in cui pensi ed è il modo in cui inizi la tua giornata. Questo non vuol dire che il dolore è inventato o che i sintomi sono semplicemente qua. Sono creati dal cervello, sì, questo è vero, sempre, che siano cronici o che non siano cronici, sono sempre creati dal cervello. Ma nella tua particolare casistica, se soffri da mesi, se non anni, il tuo modo di pensare e le tue credenze ti hanno portato ad avere una condizione cronica. Pensieri negativi, senso di non essere mai abbastanza, senso di lack in inglese, che manca qualcosa sempre nella tua vita o nel tuo presente. Ecco che la mattina la prima cosa che fai quando ti alzi è sentire che hai già tutto quello che hai bisogno. Il respiro, un battito cardiaco. Se andiamo a vedere queste piccole cose, possiamo vedere le più grandi, ma se non riusciamo ad apprezzare neanche queste minime cose, iniziamo ad avere pensieri ovviamente negativi. E ovviamente ogni pensiero negativo porta a una azione negativa. Un'azione negativa porta a una contrazione nel corpo. Ecco, quello che ti sfido a fare ogni mattina, quando metti il primo piede a terra, è di prendere un respiro profondo e di dire grazie che sei vivo in quel momento, perché stai prendendo un respiro che non è garantito. Ora non voglio sembrare troppo spirituale, ma veramente ogni pensiero, ogni azione cambia il modo in cui il tuo corpo viene comandato.